È in onda la rassegna stampa. C'era una canzone, non mi ricordo di chi, che diceva sono stanco, tanto stanco. Ecco, questa la potresti cantare tu questa mattina. Ogni tanto entri dentro, sono stanco, tanto stanco. È il lamento del regista, hai capito? Cioè, capisci questi ragazzotti che la notte chissà che cosa combinano. Loro dicono che lavorano. E poi mi arrivano qua straccivendoli, tutti bagnati come pulcini. Lavoro in un marciapiede. Appunto. Sono tempi difficili sempre. E io ti capisco, però bisogna lavorare in silenzio, non bisogna lamentarsi, sei tutto bagnato come un pulcino. Ma infatti non mi lamento, io prendo presente l'IBAN che tu dici sempre, quello è il mio, non di Radio Libertà. Oh cazzo, lo sapevo io che c'era la fregatura, lo sapevo io. Non aiutate Radio Libertà, ne abbiamo abbastanza. Bastano 5 euro. 5 euro per il nostro regista Francesco. Buongiorno, grazie per essere con noi, grazie nonostante la fatica, appunto la fatica anche del Natale, perché il Natale, lo dobbiamo riconoscere, è una fatica, tutti questi rapporti umani con parenti che sono serpenti, qualcuno di serpentino c'è, ma siamo superiori, dobbiamo amarci signori e soprattutto fare pace signori. Anche oggi io trasmetterò tante canzoni di Natale perché sono irriducibilmente ottimista sulla pace di Natale. Come nella prima guerra mondiale tra le trincee, io spero che continuando a cantare canzoni di Natale ci sia davvero una pace. Chiaro che scoppierà una bomba ai mercatini e moriranno tutti, ma tuttavia magari tra... dove ci va? Anche oggi posso appoggiarmi sulle vostre spalle, cari ascoltatori, anche oggi i giornali ti mettono una paura mostruosa, perché effettivamente se fanno pace, ad esempio in Russia con l'Ucraina, ma adesso c'è il problema mercatini e quindi siamo tutti pronti a un attacco terroristico ai mercatini di Natale. Oh porca paletta. Si scherza, lo sapete, Sammy Varin, salute a voi, è qui per scherzare, per cercare di sdrammatizzare le quotidiane pagine dei giornali. Non rassegniamoci a una semplice rassegna stampa, assolutamente no. Cerchiamo di modificarla, infatti in questo anno e passa di lavoro ho cambiato completamente il tipo di programma rispetto a quello che era bellissimo di Giulio Cainarca, che rimpiangiamo. Non è morto, Giulio Cainarca è ben vivo, ma semplicemente si è autospostato alle 10:30 del mattino con una trasmissione molto più potente, molto più interessante, che fa proprio come piace a lui, mentre sui quotidiani purtroppo dobbiamo sempre cercare una certa linea, che è la linea dei quotidiani. Ma il bello del Sammy Varin è che in tanti anni di radio io conosco ciò che gli ascoltatori cercano, ciò che mi dite anche voi in diretta allo 0292947222. A proposito, oggi alle 9 manca Alessandro Morelli e avremo più spazio per le vostre dirette, ma già in questo momento potete inviarmi un messaggio al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. Chiaro che non ve le ho ancora lette, quindi cosa commentate? Scherzi a parte, cerchiamo anche oggi di trovare il meglio nella rassegna stampa senza assolutamente farvi fare neanche uno sbadiglio, ve lo prometto. Subito però ecco il sito di Radio Libertà, già, quello per dare soldi al nostro regista Francesco. Se aiutate Francesco, aiutate tutti noi. Allora schiacciate dona ora, la tendina tutta a destra, chissà come mai, e voilà, sostienici con una donazione. Attraverso la carta di credito, ma ancora più facile se fate 4 passi e andate in posta, attraverso il bollettino postale. Conto corrente postale 3767
1294, sempre quello, fin dai tempi remoti, intestato a Radio Libertà Milano, contributo volontario, la casuale del versamento, molto casuale, mica tanto perché ci credete, e voilà, bastano 5 euro per aiutare la redazione di Radio Libertà. E grazie anche a chi ci fa avere un panettoncino, un pandorino e quelle cosettine belle belle che arrivano anche da lontano, da molto lontano, ed è bellissimo questo pensiero dolcissimo che avete per tutti noi che ci alziamo alle 5 del mattino per prepararvi un qualcosa che faccia la differenza rispetto alle radio grosse, blasonate e potenti. Per ascoltare Radio Libertà dovete venirci a cercare. Difficilmente appariamo sul vostro schermo TV o radio, che cavolo. Dovete cercarci, proprio come quando cercate il contadino per avere la spesa genuina. E allora ciao ciao a chi ci segue ad esempio sulla pagina Facebook, certo, di Radio Libertà o di Lega Salvini Premier, o ancora chi ha scelto di scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e portarci veramente dappertutto. È chiaro che se girate in auto il bello è portare il nostro segnale da Milano a Napoli senza disturbi, schiacciando DAB sullo schermo della vostra radiolina e scoprendo che ci sono un fracco di nuove radio che ascoltando l'FM non sentivate, e tra queste cucù ci siamo anche noi. Da dove parto? Oggi chiaramente si parla soprattutto di auto green, ciao ciao che se ne vanno, oddio si rinvia, quelle cose in cui siamo specializzati, però questa volta siete stati voi ascoltatori che da anni ci avete rotto le scatole su questo tema, e visto che la nostra è una radio collegata a doppio binario con la politica, le vostre urla incazzate sono arrivate fino alla politica. Il secolo d'Italia? Dai, eccolo qua. È divertente, quasi come quelle del manifesto, quasi. La prima pagina del secolo d'Italia è sinistra speronata, mazzata dell'Unione Europea alla linea green sull'auto, slitta lo stop ai motori termici. In poche parole, insomma, avevate ragione voi. In taglio basso, clamoroso sondaggio europeo, troppi immigrati, basta ingressi. Signori, sembra una barzelletta, ma anche qui alla fine ci danno ragione. Tu dici la ragione dei fessi, vogliamo anche i fatti, vero? Però per il momento accontentiamoci di essere dei fessi. La paura e il disagio hanno già prodotto un primo risultato negativo, scrive oggi il Secolo d'Italia, un allarme perfino eccessivo rispetto alla portata del fenomeno dell'immigrazione, con la percezione, non mi piace questo termine, di un'invasione che va oltre i numeri reali. Gli europeisti sovrastimano l'immigrazione irregolare e chiedono meno arrivi. È quanto emerge da un sondaggio YouGov condotto in 7 paesi europei. Lo amiamo questo sondaggio, se ne parla quest'oggi. Ragazzi, l'ho letto solo qui sul Secolo d'Italia, che prima o poi, anche se non siete proprio di destra, bisogna dargli una compratina. €1 soltanto, barboni, e compratelo, provate una volta. Mamma mia, perché un giornale di destra non lo comprate? Va bene, d'accordo. E allora sapete cosa vi faccio vedere adesso? Lo sapete benissimo. Dove vado? Vado sul nostro quotidiano di riferimento, quello che lo amiamo moltissimo, ovvero il quotidiano Il Manifesto. Ragazzi miei, adesso Sammy Varin col Manifesto chissà che cosa dice, non dice niente, perché non c'è oggi il Manifesto, non è uscito. Sì che c'è, dai, e costa €1,50, quindi dovete spendere di più.
benzina sul fuoco, signori. Chiaramente siamo dalla parte opposta. L'auto inquinante sopravviverà al 2035. L'ha deciso la Commissione europea, sempre più in retromarcia sulla transizione ecologica. In prima linea Germania e Italia. Per salvare i motori endotermici si lascia alla Cina il monopolio dell'innovazione tecnologica mentre il pianeta brucia. Questo è il resoconto della prima pagina del manifesto. Ora vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Certamente, ripeto, in questo caso siete stati voi a dire queste cose, le abbiamo dette insieme, non si poteva fermare tutto quanto. Nello stesso tempo l'auto ibrida è l'auto del futuro, almeno quello immediato dei prossimi 10, 20 e 30 anni o qualcosa del genere, più o meno. In taglio basso, Ucraina, il negoziato va all'accordo no. Non ci sono buone notizie, è una doccia fredda da parte della Russia che ancora dice no alla tregua natalizia. Ribadisco e disco riba, io ci credo, capito? Infatti anche questa mattina manderemo musica natalizia a partire dalle 8, tra poco White Christmas di Fiamma Velo, poi alle 9 Sergei Komenko, questo è un artista, un compositore ucraino, con Christmas Letter to My Mother, e poi ancora canterò io stesso una cosa. Dai, ma Sammy Varin, va bene, vado avanti, certo, ringraziando gli amici che già si sono svegliati e mi scrivono al 340 6709 659, perché sta a voi il commento delle notizie. E poi lo sapete, ogni mezz'ora Sammy Varin legge. Ci sono ultime notizie della notte? No, perché i siti internet sono fermi su quella che è l'altra notizia del giorno, forse davvero la principale, che riguarda le novità nella manovra. Stretta sulle pensioni, tempi più lunghi fino a 6 mesi, giovani, novità sul TFR. Questa è l'apertura del sito elettronico del Corriere della Sera. Vediamo quello di Repubblica. Caldaie, stop a obbligo di revisione a casa, controllo a distanza ogni 4 anni. Quindi ragazzi, non dobbiamo più far entrare i controllori a guardare le nostre caldaie, ma picciu si collegheranno a distanza con la caldaia. Perché la vostra caldaia come fa a collegarsi con il signore che controlla? Ma no, è come le visite del medico. Adesso basterà una videochiamata, gli fate vedere la caldaia. No, non ridere, Sammy Varin, che questa è una cosa bella, perché cominciava a spargersi, anzi si era già sparso di brutto, il terrore del controllore che veniva a vedere i fumi delle caldaie. Io ci scherzo, ma poi c'è gente che ci muore su questa cosa. E certo, se comincia a emettere anidride carbonica, va in giro per tutta la casa, te sei morto. Chiaro che ti incazzi semplicemente, come succede a me un giorno sì, un giorno no, quando semplicemente la caldaia si spegne, si blocca e tu stai facendo la doccia. Ma io in quel momento penso a quando ero a militare e che questa cosa succedeva normalmente, che ci fosse l'acqua fredda. Sammy Varin, cos'è cambiato? Perché ai tempi avevi 20 anni, adesso 60. Ma cosa vuoi dire mai? Bene, comunque questa è una buona notizia. Stop alla revisione a casa, non dovete comprare quella a energia atomica, condensazione, quelle cose. Tenetevi questa ancora per un po', va bene, contenti. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, ma tuffiamoci subito sui quotidiani. Anche qui, come al solito, sono indecisissimo, perché ce ne sono alcuni che io eleggerei quotidiani del giorno, e allora sai da cosa parto? Dal quotidiano Libero, che forse è quello che ci dà il diavolo e l'acqua santa, cioè da una parte la bella notizia, basta deliri green, euro retromarcia sull'auto, salta il divieto assoluto di vendere vetture con motore a combustione a partire dal 1 gennaio 2035, era ora
ma non è ancora abbastanza. E in effetti, bada ben, la Lega non è per niente contenta, dice non basta. E io glielo chiederò se domani alle 9 abbiamo qui Europarlamento. A proposito, ascoltate il collega Antonino Danna che quasi ogni sera intorno alle 18:30 si collega con l'Europarlamento. Ieri ha avuto Vannacci, grandissimo Vannacci, sono molto invidioso, ma d'altronde l'orario per lui è più semplice collegarsi con gli europarlamentari. Io l'unico slot a disposizione ce l'ho alle 9 del mattino del giovedì e effettivamente per loro è un po' un casino, per cui tutti i big dell'Europarlamento se li cucca il mio collega Antonino Danna, grandissimo. Cercate la sua trasmissione Zoom nel corso del podcast di Radio Libertà e vi cuccate Vannacci. Domani, giovedì, dovrei avere la Tovaglieri, grandissima anche lei, e gliela chiediamo questa cosa: cos'altro vuole la Lega? Di più, ancora di più sul fronte Eurogreen. Cosa manca? Domani ricordatemelo, glielo chiediamo. Ma questa è la prima pagina di Libero, ragazzi. Il diavolo e l'acqua santa, vi dicevo. C'è una bellissima notizia che non compare su altri quotidiani così facilmente come su Libero, che la mette in taglio alto, la vediamo tutti. Un presepe della Madonna, e già qui è un po' quasi dissacrante, però è bella la cosa, signora. Francesco, anche tu che vai a messa tutte le sere dovresti segnarti questa notizia, perché in questo presepe della Madonna Maria ha il pancione. Come Francesco, come Sammy Varin. Oh, cavolo! Maria incinta, sì, ed è bellissima questa cosa, ragazzi. Non era mai successo prima? Non lo so, però questo è un messaggio fantastico. Maria ha il pancione. Adesso vi faccio sapere qualcosa di più. Che fretta avete? Dove dovete andare? Dove dovete andare a lavorare? A lavorare? Ricordate che poi questa sera c'è la replica della rassegna stampa dalle 20 alle 21. Trovate il meglio e il peggio della rassegna stampa, quindi potete riascoltarla. E ricordate, oggi sono in vena di ricordare le cose, vuol dire che mi sto dimenticando di altrettante cose, che sarò in diretta il giorno di Santo Stefano. Uno dice: ma non è possibile, anche a Santo Stefano Sammy Varin ci rompe i coglioni. Sì, è una mia decisione. No, è una decisione dall'alto dei cieli, perché effettivamente non potevamo lasciarvi soli Natale, Santo Stefano, e poi c'è sabato e poi c'è domenica. No, e allora Sammy Varin a Santo Stefano sarà in diretta dalle 7:30 alle 10:30. Ci divertiremo commentando le notizie natalizie di quei giorni, ma soprattutto con le vostre telefonate in diretta allo 0292947222, ok? Vi voglio in diretta, Santo Stefano, mi racconterete tutto quanto. Intanto ritorno chiaramente al quotidiano Libero, che non avevo assolutamente lasciato, però di spalla c'è Antonio Socci che commenta questa bella idea del presepe della Madonna. Finisce l'epoca del bambin Gesù con la chefia. Un presepe pro-life è stato allestito quest'anno nella grande aula Paolo VI del Vaticano, quella delle udienze generali. Leone XIV, inaugurandolo, ha detto: la rappresentazione della natività che rimarrà in quest'aula per tutto il periodo natalizio proviene dal Costa Rica e si intitola Nascimento Gaudium, ok? Bella, ma soprattutto, ripeto, Maria col pancione, che di questi tempi è un segnale che ci piace. A rischio il Natale dei bimbi nel bosco. E cosa volevate? Tutte belle notizie? La Corte d'Appello dell'Aquila si riserva una decisione entro il 27 gennaio. E le feste? Punto di domanda. E sì, perché c'è il Natale, magari qualche giorno a casa, ma sono saltate fuori altre cose, oltre che non sapere scrivere bene, adesso pare che si cambiassero i vestiti una volta alla settimana questi bambini, e insomma tante cosettine che
giustamente agli assistenti sociali fanno venire i brividi e immediatamente segnano giù. Siamo sempre sul quotidiano Il Libero. No, stavo guardando che effettivamente non parla di pensioni, non parla di pensioni in prima pagina. Questa è una cosettina particolare, perché tutti gli altri giornali parlano della stretta sulle pensioni, ci sono novità che riguardano la manovra. Libero ha evitato questa cosa in primissima pagina ed è una cosa alla fine bella, perché comunque la doccia fredda delle pensioni c'è in qualche modo, bisogna tirar fuori altri soldi, questa volta andranno alle aziende e non si sapeva dove tirarle fuori. Giro perché è in arrivo l'intervista a Nicola Molteni sul Libero, è in arrivo la stretta sulle moschee e io non so resistere, lo sapete, ci andrò tra pochissimo. Intanto sul Libero all'interno la svolta di Prevost, la Madonna col pancione e il ritorno alle radici cristiane. Bergoglio è un ricordo, si torna alla dottrina. Leone e il Natale cattolico, presepe con Maria incinta e appello contro l'aborto. Significativa scelta del Papa che prega davanti a una sacra rappresentazione con la Vergine in evidente stato di gravidanza, simbolo, insieme al messaggio di pace, della volontà di proteggere la vita fin dal suo concepimento. Bello l'articolo di Cateria Maniaci quest'oggi sul Libero, ma in taglio basso si racconta di questo soggetto sacro, un'immagine che per secoli è stata una sfida per l'arte, cioè rappresentare Maria in gravidanza. Ha sempre avuto precisi paletti, nessuno l'ha fatto come Piero della Francesca, e ti racconta tutta la storia. È chiaro che quello che io da deficiente vi chiedo è: ma la notte di Natale poi si sostituisce, ma quando si mette il bambinello si sostituisce anche Maria, se ne mette una più magra di Maria, giusto? Non hai un cacchio di persona che mi dia ragione. 340 6709 659, ci saranno due Marie, una col pancione e il panettone tre Marie. Per cosa serve? Una col pancione e una senza. Quando ci metti il bambino, vedi, poi dopo ci fa le imprecazioni, no? Ti viene da dire santa, ma no, non si dicono queste cose, si dice presepe della Madonna, si può dire, se lo scrive Libero si può dire, altre cose no. Basta mode ideologiche, siamo sempre sul Libero. Oggi il quotidiano del giorno, te l'ho detto, è da comprare. Questa natività prolife torna a regalare speranza, scritto minuscolo. È un presepe tradizionale che fa notizia solo perché veniamo da anni di sbandamento nei quali tutto veniva ricondotto allo scontro politico. E certo, c'erano i presepi gay e tutte queste storiacce, ci sono ancora, attenzione, Qui non c'è provocazione né sfida, ci riporta al cuore del cristianesimo. La Madonna incinta col pancione, ragazzi. Sì, non aveva fatto nessun'altra ricerca, non cercava di avere bambini a tutti i costi, eccetera. È rimasta incinta. Diciamo che ha avuto un aiutino, e vabbè, ma era la Madonnina, scusami, che cavolo. Sto diventando blasfemo? Ditemelo se divento blasfemo. Il sangue di San Gennaro sciolto ha fatto un altro miracolo, ragazzi miei, sappiatelo. Abbiamo finito con sta cosa della Madonna, della Maria, sì, ma andando avanti a pagina 4, eccola qua, siamo sempre sul Libero. L'euro retromarcia sull'auto, salta il divieto di comprare motori a benzina dal 2035, quindi benza, vai, pompa la benza, e gli ultra green piangono. La commissione cancella la messa al bando dei veicoli endotermici, i costruttori dovranno ridurre le emissioni del 90%, salvi gli ibridi plug-in. Sul piatto 1,8 miliardi per produrre batterie in UE. Fratelli d'Italia dice più flessibilità.
ok, chiaramente paginone su Libero, ma su tutti gli altri quotidiani. Non basta, no, pagina 5 di Libero si parla di questo nuovo corso, una sterzata davanti all'abisso, ma adesso bisogna fare di più. Bruxelles prende finalmente atto della realtà e mette in discussione uno dei dogmi intoccabili del Green Deal, ma veramente qualche anno fa sembrava proprio che non ce ne fosse più. Solo elettrico, solo elettrico. Il prossimo passo è l'abbandono definitivo dell'ambientalismo ideologico. C'è Orsini di Confindustria che dice: troppo poco, con le mezze svolte, con le mezze curve facciamo gli incidenti, bisogna eliminare l'incertezza. No, perché soprattutto mettetevi nei panni delle industrie automobilistiche, ci hanno bloccato tutto, chiuso di qua, chiuso di là, adesso no, tornate qua, va bene, dai, ricominciamo, dai, ricostruiamo tutto. Boh. La manovra economica, eccola qua ragazzi, non c'è in prima pagina, Libero non gli dà un'importanza pazzesca, ma le novità ci sono. Ecco il maxi emendamento, più soldi per le imprese. Il governo presenta il suo pacchetto di modifiche alla legge di bilancio con nuove risorse per 3,5 miliardi, salgono i requisiti per la pensione anticipata, sempre peggio direte voi, e avete ragione, e certo noi non ci pensiamo alla pensione, ci piace l'aurà. Il Mercosur, signori, dal Parlamento UE ok alle tutele per gli agricoltori, il famoso accordo commerciale col Sud America, osteggiato dalla Francia ma anche dall'Italia, via libera alle clausole di salvaguardia, ma in bilico l'approvazione degli stati, scetticismo di Lega e Fratelli d'Italia, sì naturalmente di Forza Italia, perché loro sono sempre d'accordo con noi, certo. L'accordo di libero scambio col Mercosur rischia di naufragare. Mentre la protesta degli agricoltori dilaga in Francia, a Bruxelles è scattata una corsa contro il tempo per salvare l'intesa negoziata per 25 anni, che apre le porte del mercato europeo a carne bovina, pollo, zucchero, miele proveniente dall'America Latina, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che costeranno un cacchio. Ma dentro cosa avranno? Perché abbiamo già capito che in questi casi l'Europa non fa controlli. Mi fermo, ma chiaramente c'è un 3/4 di paginone quest'oggi sul quotidiano Libero per capire qualche cosa di più. Intanto a Leghera, pagina 12, la mappa dell'integralismo islamico. Chi preferite? Antisemiti, misogini, violenti? Ecco gli imam più radicali. Come lo vuoi l'imam? Chi difende Hamas, chi odia le donne in bici e il Natale, chi esalta il velo. Oh ragazzi, meglio di Postal Market, da Bologna a Milano, da Genova a Ferrara, quanti cattivi maestri in Italia, e noi chiaramente li liberiamo. Articolo di Massimo Sambito, anche un po' da ridere oggi sul quotidiano Libero, mentre i giudici sfidano il governo su Shahin. Fate ricorso, l'egiziano liberato dopo le frasi sulle stragi del 7 ottobre. La Corte d'Appello dice nessun elemento di pericolosità. Piantedosi dice era vicino a chi è andato a combattere in Siria. Siamo sempre sul quotidiano Libero, oggi per me quotidiano del giorno, lo amiamo perché c'è anche l'intervista al grandissimo Nicola Molteni, sottosegretario all'interno. E allora ragazzi, dai, ma dove andate? Restate con Sammy Varin, restate con Radio Libertà, adesso c'è la pausa, minimo ogni mezz'ora c'è un pezzo indipendente, è il bello della mia rassegna stampa, ogni mezz'ora un pezzo sconosciuto di un artista sconosciuto a livello nazionale, ma bravissimo e applauditissimo anche da tutti voi. Subito dopo inizierò a leggere i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659, quindi inviate il vostro messaggino che carino, poi io ve lo leggo, ma adesso, certo, e dopo vi leggo l'intervista con Molteni, questo è il minimo, ma adesso tocca a Fiamma Velo, un jingle di separazione e poi i saluti di questa pianista bravissima che ha preparato una strenna di Natale stupenda, sia musicale
che non, ma ne parliamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, vi mando i miei migliori auguri di buon Natale, che sia splendido e porti tanta serenità a tutti voi. E ve lo faccio in musica con tante musiche natalizie che potete trovare sul mio canale YouTube nella playlist Christmas Themes. Ciao ciao! È proprio come una caramellina, no? Che ci regala la pianista Fiamma Velo, che seguiamo fin da quando era ragazzina, veramente. Questa White Christmas, ma tanti altri pezzi natalizi, cercandola semplicemente su YouTube, Fiamma Velo. Ma se cercate il suo sito internet troverete anche merchandising carinissimo per queste feste di Natale. Adesso gli è venuta un po' la mania esoterica e quindi vende l'incenso che ha utilizzato per fare le sue magiche composizioni, le tazze per la colazione, anche lì ispirate alle sue composizioni. Insomma, se siete a corto di regali, veramente ne volete fare pochi ma assolutamente originali, cioè regalate qualcosa che quello che la riceve non lo deve assolutamente avere, non deve neanche immaginare cosa sia, cercate Fiamma Velo su internet e scoprite che cosa non si inventano questi artisti anche per fare la differenza. È il motivo per cui io seguo gli artisti indipendenti e non seguo quelli famosi. Vado con i WhatsApp, grazie a quelli che hanno 5 minuti per scrivermi a 340 6709 659. Grazie. Certo, dopo la pace a Gaza, l'amministrazione Trump sta tentando ogni strada per far cessare le ostilità anche tra Ucraina e Russia. Segnalo di seguito, caro Sammy, un corto estratto dal film Joyeux Noël che rievoca la tregua di Natale, episodio storico tenutosi durante la Grande Guerra, come hai rievocato negli scorsi giorni. Non posso che ringraziare questo grandissimo ascoltatore che, visto l'approssimarsi del Natale, è di buon auspicio rivedere questo film Joyeux Noël, Joyeux Noël del 2005, poi abbastanza recente, in cui si racconta quella cosa di cui parlavamo, quindi il fatto di cantare, di suonare una melodia natalizia durante la prima guerra mondiale provocò davvero una tregua natalizia. E noi ci crediamo e continuiamo a sognare e a suonare le nenie natalizie.
Francesco, buongiorno Sammy, bisogna dire che Salvini ha mantenuto la promessa di abolire la Fornero, infatti l'ha peggiorata, ora in pensione non ci si andrà mai più, dal lavoro alla tomba. Francesco, sempre colpa di Salvini naturalmente, è minimo, colpa di Salvini. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, se magari la Lega anziché schifarla nelle urne la votavate, si poteva fare qualcosa di più, caro mio, ma a quanto pare Francesco tu hai votato qualcos'altro. Ancora WhatsApp al 3406709659, magari non ridere visto che le caldaie nuove sono controllabili solo da remoto, anche se ritardi al pagamento di bollette te la bloccano loro, ma io parlavo di quelle vecchie, caro mio. Per quanto riguarda le auto, riascolta Kainar ieri, PS, un aereo in un giorno consuma come un'azienda agricola in 50 anni. PS2, il riarmo produce in ottica futura 10 anni la famosa CO2 quanto il traffico europeo con le Euro 1 in 100 anni. Grazie Marco per queste importantissime segnalazioni, ma è chiaro, noi ci rifacciamo ai quotidiani in edicola. Giulio Cainarca, il nostro condirettore, si rifà a tutt'altro, proprio per questo che si è spostato, non conduce più la rassegna stampa, perché non è più, tra virgolette, obbligato a seguire quello che scrivono i giornalini, i giornaloni, i giornaletti. Noi ne siamo obbligati, ma abbiamo per fortuna l'ironia e la maieutica di Socrate. Ogni giorno faccio una fatica, ragazzi miei, per farvi fare bambini o farvi comunque espellere qualcosa e ci riesco molto spesso anche a giudicare dai vostri messaggi. Buongiorno, oggi vorrei che si aprisse una discussione sull'ennesima perdita di un'azienda di eccellenza italiana leader nel settore dei trasporti, specializzato nei trasporti eccezionali e nei sollevamenti. Elenco solo 3 delle tante cose che ha fatto: ha disincagliato la nave Concordia, spostato o senza smontare la torre di controllo dell'aeroporto Kennedy a New York, ha montato il ponte Morandi. L'estate aziendale è la seconda nel mondo, il suo nome è Fagioli, la conosciamo, gruppo acquistato dalla Ceva, azienda ahimè francese. Buon Natale Italia, ora preghiamo per l'ex Ilva. E non posso che ringraziare voi ascoltatori di queste segnalazioni che da una parte ci mettono amaro in bocca, ma dall'altra parte servono per mettere un po' di pepe in culo ai nostri politici. Magari si sono accorti che le macchine elettriche prendono fuoco anche in autostrada. Vero. Notizie dal TG di Brescia Teletutto ieri. Un italiano di origine ucraina ucciso da un italiano di origine moldava. Politicamente corretto, scrive Gian da Brescia. Grande Gian, assolutamente sì. E allora il premio, eccolo qua, come cagnolini siete stati lì bravi ad aspettare, ed ecco il premietto. Il premietto è l'intervista a Nicola Molteni sul Libero a pagina 13, che dice una cosa che la amiamo e dir poco: pronta la stretta sulle moschee. Chi ascolta questa radio ancora ai tempi di Radio Padania Libera lo sa cosa pensiamo, non delle moschee, ci mancherebbe altro, ma di quelli che frequentano le moschee, che molto spesso sono terroristi, degli imam che fanno le loro prediche, anche politiche, visto che l'Islam è anche politica oltre che religione, nella loro lingua, e noi non capiamo un cazzo. Il sottosegretario all'interno Molteni oggi sul Libero dice: nel nuovo pacchetto di norme ci saranno regole sui luoghi di culto abusivi, gli imam dovranno avere un elenco, predicare in italiano. Ragazzi, queste sono cose che la Lega dice da decenni. Il problema è che prima non eravamo al governo e quando lo siamo stati c'erano cose più importanti da fare. Il caso di Torino? Faremo ricorso in Cassazione. Fabio Rubini oggi intervista sul Libero Nicola Molteni. Una sorta di nemesi storica, quella che lega il passato e il futuro del quartiere torinese di San Salvario. Qui nel 1821 ebbe luogo la rivolta che fu la prima scintilla degli eventi che segnalarono la lotta risorgimentale per l'unità nazionale. Qui, oltre 200 anni dopo, si sta consumando lo strappo più duro tra l'Islam
radicale e un pezzo di magistratura da un lato e il governo italiano dall'altro. Già, perché con l'imam Mohammed Shaheen espulso dopo le vergognose frasi sul 7 ottobre, quella frase famosa disse non fu violenza ma una reazione ad anni di occupazione, ma reintegrato questo imam da una sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha definito quelle parole espressione di un pensiero che non integra gli estremi di reato e che a sua volta ha fatto scattare la rabbia dell'esecutivo che si dice pronto al contrattacco giuridico, come ci spiega in questa intervista il leghista sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Qual è stata la sua reazione e quella del governo alla sentenza della Corte d'Appello di Torino? Sia chiaro, dice Molteni, noi non abbiamo nessuna intenzione di fare un solo passo indietro. Il ministro ha fatto bene a proporre il provvedimento di espulsione per un soggetto pericoloso. Per noi la sicurezza nazionale è la priorità assoluta, abbiamo il dovere di garantirla. Prossime mosse, faremo certamente ricorso alla Corte di Cassazione, ripeto, nessun passo indietro, nessuna concessione quando in ballo c'è la nostra sicurezza, che poi la frase che ha detto la Meloni, cioè c'è in ballo la sicurezza, se questi magistrati, questi giudici liberano le persone che noi pensiamo debbano stare in galera o comunque se ne debbano andare dall'Italia, c'è qualcosa che non funziona. Qualcosa che l'ha colpita particolarmente in questa vicenda? Noto con sconcerto che nel bilanciamento di interessi la sicurezza nazionale è sempre soccombente. Cosa ti dicevo? E questo è un problema, soprattutto in un caso come questo che vede protagonista un soggetto pericoloso che ha giustificato il massacro del 7 ottobre e che grazie al suo ruolo di imam, ricordiamolo, questo è quello che predica nelle moschee e predica anche la politica, perché la religione musulmana è anche politica. Bene, questo ha portato parole di odio e violenza all'interno della sua comunità. Le sue frasi sul pogrom ad opera dei terroristi di Hamas sono di una gravità ingiustificabile. Dopo lo shock, cosa sta facendo il governo per contrastare l'islamizzazione che sembra avanzare inesorabile nel nostro paese? Abbiamo presentato un altro pacchetto di misure sul modello dei decreti sicurezza. In particolare ci sono norme per facilitare la chiusura delle moschee abusive, vietare il velo islamico simbolo di sottomissione per le donne e ancora dovrà essere istituito l'albo degli imam. Le prediche nelle moschee regolari dovranno avvenire in lingua italiana. Infine ci dovranno essere dei meccanismi per rendere trasparenti e tracciabili i finanziamenti alle associazioni islamiche. Qua mi fermo, ma chiaramente si prosegue perché poi si parla anche di concordato, perché solo l'Islam tra le grandi religioni monoteiste non ha firmato il concordato con lo Stato italiano, ma del resto non hanno neanche firmato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Cosa pretendi? Oggi sacro libero, oggi è da comprare libero, pagina 13, intervista con Nicola Molteni, roba buona. Se ne dimenticano tutti i quotidiani perché c'è stato la falsa partenza l'altro giorno per questioni di salute dell'avvocato di Salvini, si è rimandato tutto, ma oggi Matteo Salvini ritorna a processo. Chiaramente appena avremo delle notizie ci collegheremo con i nostri direttori per saperne di più. Speriamo bene, incrociamo le dita delle mani e dei piedi, perché abbiamo visto quando si parla di immigrazione, quando ci sono di mezzo i sacri immigrati clandestini, certi giudici la pensano in un certo modo. Non solo in questo caso, anche in altri. Infatti, a pagina 21, i magistrati la prendono comoda. La famiglia nel bosco resta divisa. Il rischio di un triste Natale, con Salvini che dice vergogna, giudici pavidi. La Corte d'Appello dell'Aquila si riserva di decidere entro il 27 gennaio e devono andare a sciare sul ricorso presentato dalla coppia contro la sospensione della potestà genitoriale. I legali dicono convenzione ONU violata. Festa in arrivo e l'appello del Presidente del Senato La Russa: decidano prima di Natale. Vita in piazza, la garante
garante dell'infanzia per l'Abruzzo dice violata la privacy dei bambini. Intanto però, ancora una volta, divisi. Che ne pensate? 3406709659. Una bella notizia ancora su Libero, datemela, dai, datemela. Questa no di certo. In taglio alto a pagina 37, la corsa dei lombardi ai vaccini anti-influenza. Chi di voi ha fatto il vaccino anti-influenza? Alzi la mano, dai. Oh, voglio la verità, Quanti di voi anziani avete detto no? E non è magari la prima volta al vaccino di influenza, ma soprattutto magari la prima volta perché avete capito che non sempre fa bene questo vaccino. Ci siamo arrivati tardi, ma un po' l'abbiamo capito. Bene, salutiamo gli amici su Facebook e YouTube che quando parlo di vaccini chiaramente e subito ci bloccano. No, rispetto all'anno scorso 65.000 dosi in più, quindi Lombardi go, vaccino, yeah! Scendiamo un po' più in basso. Bella notizia invece perché Humanitas, l'ospedale Humanitas è uno dei migliori del mondo, va nelle aule scolastiche per formare i futuri dottori. L'ospedale porta la scienza medica in corsia. Coinvolti in questo primo passo verso l'orientamento 1.300 studenti. Lavoreranno su manichini robotizzati e conosceranno le parti del corpo. Vedi? Un tempo c'era l'allegro chirurgo da regalare a Natale, adesso arrivano i dottori dell'Humanitas direttamente in classe e c'è una bella differenza rispetto ai travoni che ci portano quelli di sinistra. Ragazzi miei, vai, potentissima la rassegna stampa di Sammy Varin di quest'oggi, e allora vi porto su Avvenire per farvi godere del titolo Correzioni di rotta. Silenzio assenso sul TFR dei neoassunti ai fondi pensione. Dalla consulta via il salario minimo in Puglia. Mi viene da grattare. Perché mi viene da grattare? Parlando di salario minimo in Puglia non riesco a capire. Il governo rivede per 3,5 miliardi la manovra. Ed eccola la novitona di oggi. Più aiuti alle imprese, ma doppia stretta sulle pensioni. Rinviata al 2033 una tranche da 780 milioni per il ponte sullo stretto, quindi ulteriore frenata sull'opera simbolo del vice premier Salvini, scrive Matteo Marcelli oggi sul quotidiano Avvenire. Trovati così i fondi che vanno alle imprese. Già, e le imprese sono più contente. Noi un po' meno, perché insomma se si è deciso di fare una cosa facciamola, ma tanto dici con tutta la magistratura che tira il freno a mano non c'è fretta di avere questi soldi. È vero anche questo. Mosca gela i passi avanti sul fronte guerra e Meloni frena sugli asset. Niente tregua per Natale, Fontana che si smarca e la Russia ad avere fallito. Lo vediamo tra poco perché c'è stata la famosa frasettina di Matteo Salvini con Fontana che lo ha corretto. Non è vero, Fontana fa il suo lavoro, presidente della Camera. La tristezza è chiaramente che da quando fa il presidente della Camera non dice più determinate cose che diceva prima. Una tristezza mia perché lo amiamo, siamo innamorati di Fontana, di tutte le Fontane, perché sia del Fontana presidente di Regione Lombardia sia del Fontana presidente della Camera. È che quando fai determinati lavori ti devi occupare di determinati lavori. Mi sembra di sentire Foa quando era presidente della Rai che va bene, siamo sul Corriere della Sera. In taglio alto, Zelensky, presto il nuovo piano di pace, Mosca frena sui territori e smentisce Trump. E a proposito di Donbass, nel Donbass conteso si dice noi non cederemo, ma tra le segnalazioni in prima pagina c'è anche quella di Marco Cremonesi, il post di Zakharova con la Russia che loda Salvini. Oh, ma grazie, ma che gentili. In centro pagina però la manovra stretta sulle pensioni. Uscita anticipata, cambiano le finestre mobili e il riscatto della laurea breve, IRPEF e affitti, le novità, e poi le auto.
L'Unione Europea rivede lo stop ai motori termici nel 2035, sì a ibridi e biofuel. In prima pagina c'è il dramma di Valentina, studentessa di legge 22enne a Savona. Valentina Squillaci, 22 anni, studentessa universitaria, è morta a Savona dopo essere stata agganciata e trascinata per molti metri da un tir mentre attraversava Corso Tardi e Benec sulle strisce pedonali. Sotto shock l'autista, indagato sulle strisce, travolta. E in questi casi purtroppo è proprio il camioncione grosso che non vede chi è piccolino. Ma tutti questi dispositivi che bisognerebbe avere li abbiamo installati, mi chiedo io. Boh. Sei morto e ben ti sta? Il caffè di Massimo Gramellini, che se la prende ancora una volta con chi? Con Salvini, no, con Trump, per le parole che ha detto contro il famoso regista ammazzato, le parole che ha detto Trump, perché non si stavano simpatici, e quindi sei morto, ben ti sta. Se volete leggervelo, ve lo leggete voi, ma io vado a vedere cosa succede a pagina 9, perché Mosca loda Salvini, è polemica. E Fontana, della Lega, presidente della Camera, sacro Fontana, dice invece la Russia ha fallito. Sorpresa, giusto nel giorno in cui Maria Zakharova dichiara al mondo che Salvini ha giustamente paragonato Hitler e Napoleone a Merz e Macron, anche se non è esattamente così, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, leghista, va in controtendenza, dritto. La Russia ha fallito completamente questa guerra. Forse l'influenza del discorso del presidente Mattarella di lunedì? Chissà. Ma il tema è stato il cuore delle chiacchiere alla cena prenatale dei parlamentari all'Hotel Parco dei Principi. D'altronde, ragazzi, e di cosa vuoi parlare alla cena prenatalizia dei parlamentari, l'Hotel Parco dei Principi, lo sai che poi c'è sempre qualcuno che ascolta, ci siamo già passati. Al mattino la notizia sono le dichiarazioni di Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo. L'agenzia stampa TASS le titola così: Salvini ha giustamente paragonato Hitler e Napoleone a Merz e Macron. Secondo Zakharova, il vice premier ha tracciato un paragone preciso tra Hitler e Napoleone che non riuscirono a mettere in ginocchio Mosca e i leader europei moderni. Per l'agenzia, la portavoce di Mosca ha ricordato due uscite di Salvini su Rete 4. Salvini ha affermato che è improbabile che il capo del servizio estero dell'Unione Europea Callas, il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz riescano a mettere in ginocchio Mosca se Hitler e Napoleone non ci sono riusciti. Secondo Zakharova il paragone è corretto, la conclusione è indiscutibile. Dall'opposizione la Dem Chiara Braga chiede: Meloni, la cui storia politica è quella sconfitta, invece dove colloca l'Italia? Carlo Calenda pensa che Zakharova conferma quello che sappiamo, e cioè che Salvini è un alleato di Putin, mentre Matteo Renzi chiede se Meloni avrà finalmente il coraggio di prendere le distanze dal suo vice premier o continuerà solo ad attaccare l'opposizione. Ma la sorpresa è poco dopo, siamo sul Corriere. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana si scambia gli auguri con la stampa parlamentare e a domanda risponde: la Russia ha fallito completamente questa guerra, dobbiamo tener conto del fatto che non è una grande potenza. Sicuramente si crede una grande potenza, è un impero che vorrebbe avere sfere di influenza, ma in questo momento, dopo anni di guerra, risulta indebolita, quasi in sudditanza nei confronti della Cina. Insomma, la Russia è una media potenza e la guerra in Ucraina è stato un fallimento. Può aver avuto una vittoria tattica, ha conquistato un po' di territorio, ma a livello strategico è stata una sconfitta. Fontana è implacabile. Loro dicono, e anche Salvini specifica al Corriere, che Hitler e Napoleone non riuscirono a invadere la Russia, ed è vero. Altrettanto vero che neanche la Russia ha dimostrato grandissime capacità, anzi, prima del 2022 tutti pensavano che si sarebbe fatta un sul boccone dell'Ucraina, invece l'avanzata è limitata.
Grande stupore sotto il sole, scrive il Corriere, non solo perché Fontana è salviniano da sempre, divideva con il leader l'appartamento quando entrambi erano a Bruxelles. Scusate, ma mi viene da piangere. Soprattutto, secondo molti, è stato l'ideologo dell'apertura alla Russia ai paesi che furono di Visegrad, oltre che uno degli architetti dell'Eurogruppo ID, evoluto poi negli attuali Patriots. Insomma, al tema ha rubato la scena il programma fittissimo annunciato da Matteo Salvini e avviata la macchina per le politiche. In pratica un evento al mese, un'iniziativa sulle Olimpiadi, un'altra sui risultati di governo, un'assemblea federale, la manifestazione dei patrioti a Milano il 18 di aprile, l'avete scritto in calendario, un evento sulle infrastrutture, un altro sul ponte sullo Stretto, un appuntamento dedicato ai sindaci e amministratori e da gennaio a marzo una campagna allo stremo delle forze per il referendum sulla giustizia. Questo per far capire a chi è questo Cremonesi, sul Corriere, che c'è qualcuno che lavora e qualcun altro che invece parla, e chiamiamo Fontana, se vuoi, al telefono. Scherziamo, Fontana, ti amiamo, io ero innamorato e lo sono tuttora di te quando ti hanno eletto presidente della Camera, ero qua che saltellavo per lo studio. Giro di nuovo pagina, eccola la manovra, signori, la stretta sulle pensioni, tempi più lunghi fino a 6 mesi per gli assegni anticipati dal 2022, riscatto della laurea, taglio graduale per i diplomi brevi, vedi che conviene non averla la laurea, dall'apertura della partita IVA all'iscrizione all'INPS, quali regole sugli affitti brevi, ma soprattutto fisco e imprese, che cosa cambia? Vi faccio un riassuntino, poi per favore un giornalino ve lo comprate, perché non sono qua a regalare giornali. Contributo delle assicurazioni, infatti me ne sono accorto, attenzione, ve ne accorgerete anche voi, l'assicurazione in media è aumentata di 50 euro. Quando gli ho detto perché, perché la solita frasettina, cioè mi hanno preso per un napoletano, sa che ci sono alcune zone d'Italia dove sono aumentati gli incidenti, tra virgolette vuol dire quelli che fanno finta di fare incidenti, e quindi abbiamo dovuto aumentarle, cioè noi siamo in Lombardia, cioè a Napoli quanto te la fanno pagare l'assicurazione? Amici napoletani, fatemi sapere. Fatto sta, assicurazioni super acconto da 1,3 miliardi e questi l'hanno già aumentata. Compensazione PNRR, 7 miliardi nelle entrate dello Stato. Ponte, slittano al 2033 fondi per 780 milioni. Tasse, fatture B2B con la ritenuta. Imprese, fondi per transizione 4.0 e ZES, ammortamento, aziende, bonus, investimenti per 3 anni, edilizia, piano casa, 300 milioni su 2 anni, sanità, sale dello 0,1% il tetto di spesa per i farmaci. Cosa vuol dire? Dal 2026 cresce dello 0,1% annuo il tetto di spesa per l'acquisto diretto dei farmaci. La misura ha un costo di 140 milioni di euro annuo che arrivano dal Fondo per i farmaci innovativi, che quindi dal 2026 passa da 1.300 milioni di euro a 1.160 milioni annui. Nel testo base del DDL bilancio era già previsto un aumento di 0,2 punti. Arriva anche la possibilità per l'INPS di avvalersi di medici specializzandi fuori dall'orario della formazione per svolgere le visite fiscali per accertare la malattia dei lavoratori. Tutto comunque lo trovate oggi sul quotidiano Il Corriere, ma anche su tutti gli altri quotidiani. La triste storia di Valentina, travolta dal tir sulle strisce, ma altre brutte storie. Barista assassinato, cacciò il killer dopo una rissa, lui si è vendicato. Brescia, la moglie del 55enne è un violento. Lunedì sera
Artenie Pirao, 32enne moldavo, pregiudicato senza fissa dimora, ha sferrato 2 fendenti ad Andrei Zarabluk, 55, barista di Sarezzo, Brescia. Andrei è morto in ospedale, un fendente gli ha reciso l'arteria femorale. Alla base dell'aggressione ci sarebbero delle tensioni pregresse mai sopite che avrebbero indotto Andrei a negare all'aggressore l'ingresso nel suo locale come persona indesiderata. La figlia di Andrei ha visto il padre accasciarsi a terra e non rialzarsi. Pirao è stato arrestato per omicidio aggravato. Ma poi anche la vicenda di Sharon, anche questa ha fatto molto scalpore. Sharon uccisa per un capriccio, chiesto l'ergastolo per Sangare. Bergamo, il PM dice gesto di un uomo annoiato. Il PM Marchisio ha chiesto alla Corte d'Assise la condanna all'ergastolo per Moussa Sangare, quello che girava in bicicletta, dai, ve lo ricordate? Il cittadino del Mali è accusato di aver assassinato per noia la notte del 30 luglio 2024 Sharon Verzeni. La 34enne fu colpita con 3 coltellate alla schiena e una al petto mentre stava facendo una passeggiata serale a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Sangare, giudicato in grado di intendere e volere, ha prima confessato 3 volte, poi ha ritrattato in tribunale. Ci fermiamo, certo, c'è la pausa, la pubblicità e poi naturalmente la canzone indipendente. Faremo un giro con la bellissima nuova canzone del cantautore più anziano d'Italia, classe 1932, e a gennaio esce un nuovo album. Tra poco ascoltiamo Detto Ferrante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una circolazione depressionaria è attiva sull'Italia, ma il tempo sarà via via in miglioramento. Nella prima parte della giornata ulteriori precipitazioni potranno interessare soprattutto il nord, specie le aree pianeggianti. Qualche pioggia anche sulla Toscana e sulle coste tirreniche in genere, maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio la tendenza sarà di una cessazione dei fenomeni, ma i cieli rimarranno molto nuvolosi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese. In italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Immagina di essere sulla tua barca a vela con la tua bella ragazza e stai navigando tra le molte isole della Dalmazia. Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane, al mattino i rumori si fanno più lievi, li senti lontano, ti prendo la mano, senti il sussurro dei pini del mare, senti come cantano le loro cicale, al mattino i rumori si fanno leggeri, ti prendo per mano, ti porta lontano, un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso. E tu sei là, là sulla roccia, ti annodi i capelli e i tuoi pensieri, insieme ai rumori che giungono leggeri, ti prendono per mano e ti portano lontano. E tu sei là, alta nel sole, dove sono i confini, dove i nuovi orizzonti, e tu sei là, tu voli e vai su, e ora dall'alto irradi il tuo canto, un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso. Guarda le cime dei pini ondeggiare, vedi il colore specchiarsi nel mare, al mattino i colori si fanno lucenti, ti prendono per mano e ti portano lontano. Vedi i gabbiani vibrarsi nel vento, sento il tuo cuore sognare contento, e le emozioni fan battere il cuore, ti prendono per mano, ti portano lontano. Sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate.
Sì, è un country marittimo questo pezzo, si chiama Sinfonia di mare. Lui è Detto Ferrante, classe 1932, il cantautore più anziano d'Italia. Signori, io questo pezzo ce l'avrei visto sul palco di Sanremo, non so voi. Detto Ferrante lo abbiamo già conosciuto e grazie a Francesco Caprini che conduce Musica Indipendente il venerdì a partire dalle ore 12, ci ha insegnato lui, Caprini, a fare musica indipendente, a trasmettere gli artisti che non hanno il potere contrattuale, cioè frinfron e soldifero di andare sulle radio importanti, ma che sono bravissimi, proprio come Detto Ferrante, che esce a gennaio, pensate, con un nuovo album. E questo pezzo l'ha fatto grazie a Mauro Paoluzzi, che lo ha remixato e riarrangiato. Mauro Paoluzzi è premio Tenco come miglior produttore. Bravo Detto Ferrante, bravi voi che avete scelto Radio Libertà, che facciamo la differenza anche dal punto di vista musicale. E poi se ci ascoltate con la Radio DAB, ragazzi, c'è un suono incredibile. Il buongiorno si sente dal Varine dei vostri messaggin, sempre molto caldi i nostri ascoltatori. Vediamo Marco: ma se un luogo di culto è abusivo, che cazzo di regole vuoi impogli se è fuori legge? Lo chiudi e mandi a stendere l'imam, nel senso stendere i panni, l'imam e i suoi seguaci. Marco la fa facile, ma sai bene cosa vuol dire quando prendi una decisione tipo l'espulsione dell'imam di Torino, lo sai che poi vabbè. Però direi che è stucchevole, ridicolo e irritante sentire i suoi commenti su chi scrive messaggi criticando giustamente Salvini. Vada a farsi un giro come si usava una volta nei paesi qui del profondo nord e chieda a caso alla gente cosa pensa del suo mentore, poi forse capirà dove sta andando la Lega trainata da un incapace politicamente parlando. Ma Gino, noi lo sappiamo, a Gino è il piddino e lo amiamo lo stesso Gino perché ci ascolta. Chiaramente ognuno ha i suoi pensieri, ci mancherebbe altro. All'interno della Lega, per fortuna, non c'è soltanto Matteo Salvini, ma ci sono altri esponenti. Sai parlare d'altro, dici qualcosa di diverso che non sia Salvini, perché effettivamente, se no vuol dire che davvero voti PD e sei un infiltrato che magari aiuta anche Radio Libertà attraverso il versamento di 5 euro. Gino, fuori da ne. Gino, 5 euro sul conto corrente postale 37671294 per fare buon Natale a Sammy Varino. Caro Gino, ti aspetto, ok? Si scherza, ci mancherebbe altro, ma se permettete, se mi scrivete WhatsApp io anche vi rispondo. Sono in Piemonte, ma sia io che mio marito, ultra 75enne, assolutamente no ai vaccini influenzali. Bene Molteni e Salvini sul decreto sicurezza, che purtroppo in TV fanno solo vedere la Meloni. Mi spiace tantissimo per il rinvio dell'azzeramento della legge Fornero, ma al governo siamo in minoranza e come ben sappiamo l'argomento pensioni tocca molto al nord, mentre al sud sono coperti dalla pensione di invalidità, quindi sia Forza che Fratelli d'Italia non gliene frega nulla. Signori, chi mi ha scritto questo messaggio penso che sarebbe da editoriale proprio. Il vaccino è una fake news, chi si vaccina per l'influenza è un idiota, capito? Siete idioti, visto che la scienza dice che è tarato sull'influenza dello scorso anno. Idioti 2 volte a causa di medici corrotti. Idioti, siamo tutti una massa di idioti. Fontana, poveraccio, sono tutti uguali quando vivono in un mondo altro. Fiducia zero questa gentaglia. No Marco, fiducia grandissima. Il problema è quando sei un'autorità, una delle forze più grandi dello Stato, eccetera, e devi occuparti effettivamente dello Stato. Cioè, vi faccio l'esempio stupido, Matteo Salvini, lo criticate quanto vi pare, sta facendo il suo lavoro alla grande e facendo il suo lavoro vedete quanti freni a mano sul ponte sullo Stretto. Oggi va a processo, ci collegheremo per capire se sarà messo in gattabuia o no perché ha difeso i confini dell'Italia. E
quando facciamo qualche cosa, l'attività è l'attività che fa incazzare una certa parte di giudici, di magistratura, eccetera. Se non fai nulla, va tutto bene, capito? Assolutamente. Fontana delira, assolutamente no, lo amiamo, ma ripeto, sta facendo il suo lavoro di presidente della Camera, ragazzi miei, che deve essere il presidente di tutti gli italiani. Fontana ha dimenticato che per la Russia è un'operazione speciale, non una guerra vera e propria, se no vedevi cosa succedeva in Ucraina, secondo me. Sì, secondo me sono dello stesso parere, nel senso che hanno usato poche forze in questo senso, forse se ne sono anche pentiti di non averne usate in più, ma insomma, se distruggevi tutto quanto, che cosa volevi mai annettere poi? E ancora WhatsApp, sono quelli che sto ricevendo al 340 6709 659. Salvini ha detto ciò che tanti italiani pensano, ha dimostrato di avere carattere e non si è sottomesso al pensiero unico che ci vuole vedere tutti in guerra. Bravo Battista, e che è il pensiero unico di Gino, il pidino. Ancora messaggi, e purtroppo Fontana si è mattarellizzato. No Pietro, assolutamente no, la pensa come te, come me, come noi. Il problema è che, te l'ho detto, quella carica dello Stato è quella carica dello Stato. Sammy, ma la legge Mancino, la commissione Segre, Walter, sono le 8:45, devo correre, mi traviate signori, ma continuate a scrivere perché abbiamo spazio anche dopo le ore 9 al 340 6709 659 e in diretta allo 0292947222. Oggi non c'è il sottosegretario Morelli, quindi potremo aprire più minuti per voi. Ancora sul Corriere, anche qui il paginone sull'auto, la retromarcia dell'Europa, ibride e biofuel oltre il 2035, incentivi alle mini vetture, Confindustria troppo poco, Urso serve una revisione radicale. Avete sentito? Finalmente le vostre urla, i vostri incazzamenti sono arrivati anche in Europa, ce li abbiamo portati noi. Le domande e le risposte: quali effetti sull'industria dell'automotive nell'Unione Europea? La correzione basterà? Come sono cambiati i mercati con l'offensiva cinese? Se ne parla nel paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Per il Fatto Quotidiano, invece, Meloni nuova Fornero, questo è l'insulto più grave, Bernini in retromarcia, governo nei guai, scrive questa mattina il Fatto Quotidiano, manovra ancora riscritta, ritirata sui test di medicina, stato confusionale, allungata ancora l'età pensionabile, sanatoria dopo il semestre filtro, questo soltanto il titolo principale, potete immaginarvi gli altri sul quotidiano Il Fatto Quotidiano. Andiamo sul Giornale. Retromarcia Europa, stop sull'auto green, finisce l'era Greta. Salta il divieto di diesel e benzina nel 2035, soddisfatto Tajani, la Lega troppo poco. E avremo modo di capire perché troppo poco. Intanto l'editoriale di Tommaso Cerno dal titolo Un primo passo fuori dal coma. Che non fosse il mio scaldabagno a inquinare il mondo e che l'Europa ci avesse raccontato la favola dell'elettrico come panacea di tutti i mali, quando l'unico effetto per ora è aver messo in ginocchio il capolavoro che avevamo costruito nel Novecento, l'industria dell'auto migliore del pianeta, lo sapevamo. Ma da un po' di anni l'ideologia green e i suoi mostriciattoli che ci hanno torturato giorno e notte con queste idiozie sul bene e il male, da Greta Thunberg a Frank Timmermans, cacciato dai suoi stessi elettori, sembrava inscalfibile, un monoteismo fanatico che, anziché occuparsi di veli, si occupava di capot. Quindi sarà anche una vittoria mutilata, come dicevano gli storici, finché la storia era storia, ma pur sempre una vittoria è. Ed è una vittoria politica che dimostra due cose. Esiste in Europa una maggioranza di centrodestra che può governarci meglio della sinistra stiracchiata su woke e luoghi comuni. E il governo Meloni, con i suoi no,
ha introdotto un antidoto al virus che ha contagiato i sogni dell'Unione di diventare superpotenza politica. Oggi l'Italia dimostra che i dubbi di Matteo Salvini sul poter fare di più non sono solo giusti, ma hanno spazio politico, e che il lavoro silenzioso di Antonio Tajani, vicepresidente del PPE, modella il grande centro europeo, dandogli sempre più un assetto politico capace di dimostrare che l'asse con i conservatori non funziona solo a Roma, ma è una grande risorsa in quella Bruxelles soffocata da burocrazie, dogmi e scartoffie. Sarà anche un primo passo, sarà insufficiente, ma è sempre meglio del coma profondo da cui usciamo. Così il quotidiano Il Giornale, l'editoriale di Tommaso Cerno. Siamo ancora in prima pagina con la crisi ucraina. Il solito Putin dice ancora no, nessuna tregua per il Natale. Fammelo vedere, Putin. France, fammelo vedere il giornale. France, e dai. Ma soprattutto per farmi godere. Corsi di Islam pagati da Bruxelles e prof di estremismo in classe. Questo è il titolo da brivido, capito? Corsi di Islam pagati da Bruxelles e prof di estremismo in classe, la propaganda musulmana tra i giovani. Se si dà un'occhiata all'elenco dei progetti finanziati dall'Unione Europea in campo universitario, si trova un capitolo apposta su Islam, Sharia e islamofobia e un altro dedicato agli studi pro immigrazione. Oggi sul giornale il reportage dagli amici jihadisti alla poligamia, chi è davvero l'imam Shaheen adorato dalla sinistra. E allora, signori, che facciamo? Siamo qui a cincischiare? Tuffiamoci nel quotidiano Il Giornale. Shaheen si rifugia dopo il rilascio. Andrò avanti la vera biografia tra poligamia e legami piantedosi. A pagina 2 del giornale, reportage di Massimo Malpica e Serena Pizzi. Piantedosi dice: faremo valere le nostre ragioni, lui vicino a combattimenti in Siria. Ma far paura è la notizia che ci dà Francesco Boezzi in taglio basso. Si prepara il partito Forza Imam. E Forza Imam! La rete di giornalisti, politici e attivisti. Da Karim Amual al membro della flotilla, la Fram, i Propala ruolati, PD, AVS e Grillini fanno sponda. Tan, ta, da, dam. L'Islam italiano alza la testa. La liberazione dell'imam Shaheen non è una decisione giudiziaria come le altre. Per la prima volta i musulmani organizzati in Italia si presentano come una forza capace di fare pressioni, muovere consenso, ottenere risultati. Lo dimostra una galassia eterogenea di protagonisti, attivisti, opinionisti social e anche rappresentanti istituzionali. La giornalista Karima Mual, voce del mondo musulmano, scrive su Facebook: per la destra islamofoba è finita la pacchia, l'Islam italiano oggi è anche ben organizzato, la liberazione dell'imam Shaheen ne è la prova, si punta forte sulle nuove generazioni. Le Faeco sempre vi associa il predicatore torinese Baia, attivissimo in questi giorni per il suo collega, un Islam italiano che non chiede privilegi, no, ma pretende diritti. La lista di chi ha partecipato, organizzato e sostenuto le mobilitazioni per Shaheen è lunga. Sul piano politico, nel PD, nell'area progressista, salutano con entusiasmo la liberazione del predicatore islamico alcuni esponenti delle istituzioni: Abdullah Ahmed, consigliere comunale a Torino con Idem, Sil Negash, eletto a Bologna con la civica di Lepore, sempre in Emilia Romagna, l'assessore Filoslain Marwa Mahmoud, che si limita a un like di approvazione al post di Ahmed. Ma signori, l'articolo prosegue, fa venire i brividi, ma bisogna leggerlo. Quest'oggi è da acquistare, il quotidiano Il Giornale. Sono le 8:52, fatemi sapere dalla regia quando abbiamo il Qui Parlamento. Te sei già pronto? Sei già pronto per il Qui Parlamento? Se sei pronto io mi fermo, anche se un po' mi dispiace perché, ragazzi, c'è la scuola di jihad a pagina 3 del giornale. Chi sono i docenti per Gaza? Quei seminari dell'albanese e i corsi di Islam pagati dall'Unione Europea. Andiamo in Senato, c'è Elena Murelli.
Oh, la Murelli! No, allora ci fermiamo, signori. Quando arriva la Murelli, fermi tutti. Torniamo tra pochissimo sul quotidiano Il Giornale perché si parlerà anche dei mercatini. Attentati ai mercatini, torna la paura. Alegher. Restate tra noi. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori. Quando parliamo di sicurezza sul lavoro non stiamo affrontando un tema tra i tanti, stiamo parlando della vita delle persone che contribuiscono alla crescita economica e sociale del nostro Paese, della fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni quando varcano la porta di un cantiere, di un capannone, di un campo agricolo, di un ristorante, di una fabbrica. La nostra discussione di oggi riguarda un principio basilare. Lavorare non deve essere il rischio. Il lavoro non può essere pagato con la vita, ogni incidente grave non è mai una fatalità, è un anello che si spezza in una catena di responsabilità che tocca a tutti noi. Ogni martedì in quest'Aula commemoriamo purtroppo i lavoratori che muoiono sul lavoro, almeno 3 ogni giorno. Lo dico quindi partendo dai numeri e a settembre del 2025 sono 784 le vittime sul lavoro in Italia, 575 in occasione di lavoro e 209 in itinere. 8 persone in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sappiamo che gli incidenti mortali avvengono soprattutto in regioni che producono di più, portano anche il peso più grave. Questi numeri devono essere letti anche nel quadro che l'INAIL ci consegna se guardiamo le serie storiche 2023-24. Le denunce di infortunio sono state circa 585.000, con oltre 1.000 morti sul lavoro, una media che da anni oscilla tra 2,7 e 3 vittime al giorno, come dicevo prima. Ed è qui che si vede il senso del decreto che ci accingiamo a votare oggi. Lavoriamo sui punti dove il rischio è massimo, sulle dinamiche che uccidono. E lo facciamo sapendo che i primi mesi del rapporto di lavoro ha concentrato una quota importante degli incidenti mortali, perché la formazione non è ancora sedimentata. Questo quadro non l'abbiamo ricostruito solo nei dossier, ma anche nel lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro. In Commissione abbiamo visto casi che si ripetono con dinamiche identiche, cadute dall'alto nei cantieri, ribaltamento di mezzi agricoli, macchine datate, fretta nei lavori, formazione troppo teorica e non legate a rischi reali, subappalti a cascata dove la sicurezza si dissolve tra 1000 passaggi. Lavoratori stranieri che non conoscono perfettamente la lingua. Abbiamo votato all'unanimità il decalogo di interventi necessari e questo decreto comincia a trasformare quelle raccomandazioni in legge. Inizia da un concetto fondamentale che condivido: la prevenzione deve convenire. La revisione delle aliquote INAIL per le imprese virtuose è un messaggio culturale forte. Chi investe per ridurre il rischio deve essere premiato. Ma lo Stato deve essere anche capace di differenziare e la Lega ha lavorato proprio per questo. Abbiamo presentato un emendamento, poi approvato, per una norma concreta per i settori turistico, ricettivi e della somministrazione. Spesso lì il lavoro inizia quando il servizio deve partire, spesso il lavoratore apprende sul campo. Abbiamo quindi ottenuto di fissare un criterio chiaro che la formazione deve completarsi entro 30 giorni dall'assunzione. Questo non riduce la tutela ma la rende reale, perché un corso fatto in fretta non rispetta un obbligo formale e non salva la vita. Una formazione fatta bene invece dentro i tempi del lavoro sì. La stessa logica di concretezza l'abbiamo portata in agricoltura. Siamo una nazione che vive nel lavoro nei campi e spesso quel lavoro è faticoso, isolato e pericoloso. I ribaltamenti di mezzi agricoli sono una delle prime cause di morte sul lavoro. La rete sul lavoro agricolo di qualità è lo strumento per valorizzare chi rispetta le regole, per combattere il caporalato, per impedire la concorrenza sleale vinca abbassando la sicurezza. Ma quella rete deve essere fatta anche con chi vive quel mondo. Per questo abbiamo convenuto che i decreti attuativi vengono concertati con la conferenza Stato-Regioni perché le regioni conoscono direttamente i loro territori. Lo stesso vale per i cantieri, perché lo ripeto con forza, nei cantieri la sicurezza non è un tema astratto. È la differenza tra un cantiere che apre e chiude senza incidenti e un cantiere dove, come abbiamo visto, la complessità della filiera crea rischi nascosti. Il decreto interviene sui badge di cantiere, sui controlli mirati, sul subappalto e la patente a crediti. Sono strumenti innovativi, ma i decreti attuativi devono essere infatti concertati sempre con la conferenza Stato-Regioni, perché in modo tale che si abbia un ruolo, è una scelta politica, una scelta che costruire il sistema per fare in modo che vengano effettivamente controllati.
Poi c'è il tema che purtroppo conosciamo troppo bene, le cadute dall'alto. Ho ascoltato decine di storie di uomini che sono saliti su una scala e non sono mai tornati giù con le loro gambe. Basta un attimo, basta un piede messo male, un gancio non fissato, una barriera assente. Per questo abbiamo voluto una norma chiara che non lascia spazio a interpretazioni. Per le scalapiole oltre 5 metri, se non sono fissate a pareti verticali, serve la gabbia metallica. Il decreto però non si ferma qui, ha un'altra ambizione, quella di costruire una cultura della prevenzione, non solo un insieme di obblighi. Lo vediamo un ruolo che viene dato alla formazione anche nelle scuole. Se vogliamo davvero cambiare il volto della sicurezza del nostro paese, dobbiamo investire nelle nuove generazioni. Conoscere la sicurezza non deve essere un evento eccezionale quando si entra in azienda, ma deve diventare un linguaggio naturale. Pensiamo cosa significa insegnare ai ragazzi il valore dei dispositivi della protezione, il senso del fermare un lavoro se non è sicuro, l'idea che la sicurezza non è una formalità, ma è un rispetto di sé e degli altri colleghi di lavoro. Molti paesi europei hanno introdotto progetti di educazione sulla sicurezza del lavoro nelle scuole, negli istituti tecnici professionali, nel liceo. Questo decreto apre questa strada e noi dovremo sostenerla perché la prevenzione più potente è quella che diventa cultura della sicurezza. Accanto alla formazione abbiamo voluto fare un investimento sulla vigilanza perché l'Ispettorato Nazionale del Lavoro viene rafforzato. Mancano uomini, ma non per controllare, per emettere sanzioni, ma per fare anche formazione nelle stesse aziende, per supportare le aziende stesse nel rispetto della sicurezza sul lavoro. La verità è che questa battaglia non si vince solo con le norme, ma si vince attraverso un patto sociale che unisce imprese sane, lavoratori responsabili, istituzioni competenti e una cultura diffusa della sicurezza sul lavoro. Per questo la Lega ha scelto una linea chiara: portare dentro la legge la voce dei territori, non calare le norme dall'altro, difendere le imprese che investono davvero e non quelle che scaricano i rischi sui subappalti. Rendere più semplice la vita a chi rispetta le regole e più difficile invece a chi le aggira. Trasformare ogni euro investito in sicurezza in una produttività, in fiducia, in qualità. Questo decreto non risolve tutto. Come è stato detto negli interventi precedenti, abbiamo lasciato sul tavolo ancora alcune battaglie. Quello, per esempio, che veniva citato prima, dei fissativi istologici, elementi cancerogeni, che tutelano la valutazione del rischio dei lavoratori nei laboratori per la formaldeide. Ecco, appunto, anche noi abbiamo chiesto in altri decreti la trasformazione in ordine del giorno e la creazione di questo tavolo. Ritengo che sia importantissimo portarla avanti. Concludo, Presidente, con una frase: la sicurezza sul lavoro non è un terreno di scontro e lo abbiamo dimostrato nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro. Non è un'identità di parte, è una misura della civiltà di un paese, della responsabilità di uno Stato serio e rispetto che dobbiamo a chi tiene in piedi l'Italia con le sue mani. Ed è per questo, per questa battaglia di responsabilità, noi portiamo avanti sicuramente in Commissione Affari Sociali, Sanità e Lavoro, ma anche in Commissione di inchiesta sul lavoro, per fare in modo che ogni norma sia applicata, che ogni cantiere sia un luogo sicuro, che la cultura della prevenzione diventi un patrimonio comune. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Senti che dolcezza, questa è la lettera che si scrive per Natale alla mamma. A Christmas letter to my mother, Sergei Komenko, ucraino in Italia ormai da tanti anni. Il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, la nostra rassegna stampa sempre molto atipica e speciale. Tra poco apriremo anche le linee, prima però un altro giro. Siamo sul quotidiano Il Giornale, perché come vi dicevo adesso la paura è per noi italiani. Attentati ai mercatini, torna la paura. In Italia feste in piazza contingentate. Oggi il Comitato per la Sicurezza al Viminale. L'allerta è massima. Gli assembramenti sono un obiettivo noto per il terrore islamico e diversi comuni, in questo caso tedeschi e europei, sono stati costretti a rinunciare alla tradizione dei mercatini a causa dell'aumento dei costi necessari a garantirne la sicurezza. In Francia i mercatini storici di Strasburgo sono blindati. Gli accessi al centro storico avvengono mediante varchi per garantire per quanto possibile uno svolgimento sereno, lo stesso che non è stato possibile assicurare a Parigi per il Capodanno, tanto che su pressioni della prefettura il comune ha cancellato i festeggiamenti e show sugli Champs-Élysées, invitando tutti a seguire lo spettacolo da casa. E in Italia, guarda caso, la stessa cosa. A Milano il Capodanno in Piazza del Duomo è contingentato, non potranno entrarvi più di 4.500 persone e sono stati banditi gli alcolici e i fuochi di artificio. Ci credete? Il tutto senza che vi sia lo spettacolo organizzato dal comune. Anche quest'anno non c'è niente in Piazza Duomo. In tutta Italia i controlli di sicurezza sono stati implementati, e tra barriere antisfondamento, un numero maggiore di agenti. L'attenzione anche nel nostro paese è altissima, soprattutto per i lupi solitari, capaci di agire in mezzo alla folla con armi. Ci torniamo sull'argomento perché vi dicevo oggi c'è proprio il Comitato per la Sicurezza. La frase della Borgonzoni: l'intelligenza artificiale rischia di islamizzarsi, così indottrinano anche l'algoritmo. Interessante questo articolo di spalla quest'oggi sul quotidiano Il Giornale di Pier Francesco Borgia. Giro di nuovo la pagina, signori, sempre roba interessante, in questo caso la mini stretta sul Mercosur, via gli agricoltori. Non ci basta, è stata votata questa mini stretta, il Parlamento europeo ha modificato l'accordo con il Sud America, ma non basta. Gli eurodeputati ieri hanno votato ad ampia maggioranza per introdurre clausole di salvaguardia più restrittive sull'accordo commerciale con il Mercosur. Ne parla questo articolo, ma ripeto, ancora poca roba e l'Italia farà la differenza, tra poco lo vediamo. Intanto il quotidiano Il Tempo, divertentissimo l'articolo intitolato Piange il telefono. Ci sono buone notizie a Roma. Gualtieri ha inaugurato in pompa magna la fermata metro Colosseo Fori Imperiali, un'archistazione faraonica con tanto di museo, costata quasi 1 miliardo. Peccato che dove passano i treni non c'è rete internet e i cellulari sono KO. Piange il telefono, titola quest'oggi Il Tempo in prima pagina. E attenzione, qualche anno fa magari ci avremmo anche riso, sì, oh cavolo, non prende. Quante volte ci è successo anche a Milano in passato che in alcune stazioni non prendeva la linea. E attenzione, adesso però nel momento storico che viviamo con gli assalti dei Maranza, avere il telefonino che non funziona si fa veramente pericolosa la cosa. Stazione senza linea, scrive il quotidiano Il Tempo all'interno. Sappiatelo. Sappiate anche della frase shock dell'avvocato ospite dei 5 Stelle alla Camera. Eccoli, i fan degli islamici. Cosa ha detto? Ha detto: la lotta armata
non è reato. La pentastellata Ascari invita l'avvocato di Yaesh Hanan, arrestato per terrorismo. Solidarietà anche per l'imam di Torino, ma Piantedosi dice vicino a soggetti radicalizzati. Sappiatelo, ma per saperlo dovete acquistare il quotidiano Il Tempo, perché è l'unico a parlarne. La propaganda in classe, inizia la fuga dalle scuole. A Bologna, incredibile, è stato annullato l'incontro con l'albanese. I docenti gridano alla censura, dando la colpa a Valditara. Azione attacca il ministro, Mollicone di Fratelli d'Italia fuori luogo. Insomma, comincia il fuggi delle scuole dalla relatrice ONU Francesca Albanese. Aveva iniziato il suo tour negli istituti scolastici italiani organizzati dalla rete dei docenti per Gaza, ma le modalità con cui avvenivano questi incontri hanno portato il Ministero dell'Istruzione a inviare ispettori sia in Emilia-Romagna che in Toscana. Insomma, pare che non fosse nessuno avvisato, né il preside né soprattutto i genitori. Di spalla un trafilone a pagina 5 del Tempo con Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, che spesso sentiamo sulle nostre frequenze. Occidente nella morsa del fanatismo. Anche questo tutto da leggere. L'Europa si riarma. Più fondi alla difesa, altra bella notizia a pagina, dove siamo? A pagina senza pagina 11, pagina 11 del Tempo. Domani il Consiglio europeo sul piano per Kiev, oggi la Premier Meloni riferisce alle Camere, mentre si tratta sulla pace, approvato dal Parlamento europeo il Rearm EU, previsti corridoi di mobilità militare e nuove tecnologie contro la guerra ibrida. E insomma, su questo ha ragione il PD praticamente. L'aumento di spesa c'è stato, ma riguarda soltanto la questione militaresca. Stretta sulle pensioni è il titolo principale di Repubblica, ma di spalla c'è anche il Cremlino che dice no alla tregua di Natale, e io continuo a non crederci. All'interno la doccia fredda sul ponte sullo Stretto, il giorno nero, decreto bocciato e fondi rinviati, e la Russia che smentisce Trump, nessun colloquio con Putin, non ci sarà la tregua di Natale. Giro di nuovo la pagina a proposito dei beni congelati, l'Unione Europea pronta, il Belgio teme la vendetta, Mosca può paralizzarci. A proposito di economia, rieccoci a pagina 28 di Repubblica a parlare del Mercosur. Sì al Mercosur entro l'anno, l'Unione Europea spinge, l'Italia è decisiva. Dall'Europarlamento più garanzie agli agricoltori, Confindustria vuole l'accordo, Lollobrigida non facciamo le cose di fretta. Insomma, scrive Rosaria Amato, clausole di salvaguardia rafforzate, aggiunti altri prodotti che godranno delle nuove tutele, dalle uova alle arance, introdotto un meccanismo di reciprocità che dispone che i prodotti importati venduti nell'Unione Europea debbano rispettare gli stessi requisiti ambientali, sociali e sanitari richiesti per i prodotti locali. Voi ci credete? Il regolamento del Mercosur, votato ieri dal Parlamento europeo, rispecchia gran parte delle richieste delle organizzazioni agricole italiane ed europee, ma potrebbero non essere sufficienti a vincere tutte le resistenze in campo. Soprattutto potrebbero non convincere Palazzo Chigi, che non ha ancora sciolto la riserva sul voto nel Consiglio europeo. Insomma, noi saremmo veramente decisivi. Non solo auto elettriche, l'ibrido sopravvive alla scadenza del 2035 anche su Repubblica. Paginone importante per tutti noi che chiaramente vogliamo un po' meno smog nei nostri centri città, ma nello stesso tempo non possiamo permetterci auto elettriche da cambiare ogni 2 o 3 anni. Sul quotidiano La Stampa, pensioni più lontane, la stretta del governo. Putin vuole soltanto la guerra, virgolettato, perché oggi si intervista il dissidente Khodorkovsky, il conflitto per restare al potere dopo l'Ucraina attaccherà anche l'Europa. Tifiamo, naturalmente, tocchiamo tutto il ferro possibile. All'interno della Stampa le promesse sulle pensioni che il governo
non può mantenere. I provvedimenti in manovra si adeguano al ciclo demografico del paese. Fare una controriforma è impossibile. Ma chi è che scrive tutte queste cose belle belle? Indovinate? Dai, che ce l'avete sulla punta della lingua. Sì, è lei, Elsa Fornero, che io rifuggo per andare a pagina 12, dove non è che sono messo meglio, quelle frasi copia e incolla tra il Cremlino e Salvini con il plauso di Zakharova. Tutto in un paginone, signori. Il leader leghista ripete le tesi propagandistiche della narrazione russa. Se non ci sono riusciti Hitler e Ginocchio Mosca, difficilmente lo faranno Callas, Merz, Macron e Starmer. Prendiamo atto del voto dei cittadini russi. Quando un popolo vota ha sempre ragione, a prescindere dall'esito. E chiaramente quello che ha detto la Zakharova, il paragone del vice primo ministro italiano è esatto, la conclusione è indiscutibile. Mattarella ha fatto paralleli storici oltraggiosi e falsi tra la Federazione Russa e, come ha detto, la Germania nazista. Paginone quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Intervista anche ad Alessandra Moretti. Ho perso l'immunità solo per motivi politici. Non capisco i 5 Stelle che hanno votato contro. Intanto io apro le linee. Dai. Affolliamo le linee telefoniche a Radio Libertà. Adesso 0292 97222, restate in linea qualche minuto che tra poco vi ascolto. Il tempo di concludere con La Stampa. L'imam, torno per la pace, Viminale pronto a ricorso. L'ANM dice naturalmente rispettare i giudici. E poi la storia di Valentina, travolta da un tir a 22 anni. Nella città Savona, l'anno nero dei pedoni uccisi. Anche qui l'economia, auto, retromarcia UE, ibride e biocarburanti anche dopo il 2035, sparisce l'obbligo di azzerare la CO2, passa la linea di Italia e Germania, flessibilità sui target per vetture e van, incentivi a chi produce minicar, ma in Europa. Lo scetticismo dei costruttori. Non basta. Ancora troppi vincoli, dice la CEA, il diavolo è nei dettagli. Stellantis, non si affrontano i problemi. Abbiamo fatto breccia nel muro dell'ideologia, ma ora il muro va abbattuto, basta tatticismi, dice il ministro delle imprese Urso, mentre Stellantis, le proposte non affrontano in modo significativo le questioni che il settore sta affrontando. Sentiamo le vostre voci, dai, chiamate 029294 7222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, lei sta leggendo i suoi articoli. Io le voglio dare un altro articolo di ricorsi, signor Sammy, Dai. che ho letto in biblioteca. E allora voglio aggiungere anche questo, perché mi meraviglio che ricorsi, oltre alla lunga parentesi del Covid, perché ne ha scritto di tutti i colori, e all'aumento consumo delle droghe e di alcol, non citi altre cause dell'aumento degli stupri e violenze sulle donne. In particolare a me sembrano più importanti ed evidenti questi due, cioè il numero aumentato degli ultimi anni, signor Semmi, di arrivi di migranti di sesso maschile, in proporzione molto superiore a quelli di sesso femminile. In secondo luogo, l'aumento del numero di emarginati numerosissimi tra i migranti, a cui sono da aggiungere quelli indigenti. Molti di coloro che arrivano in Italia, signor Semmi, vengono, secondo me, conservano le loro idee, convinzioni, usanze, comportamenti e non accettano le nostre leggi, né ad esse si adeguano. È ovvio che compiono reati di questo tipo che spingono lì su le statistiche, altro che sballo. Tutto qua, la saluto e buona giornata. Viva Ricolfi! La verità di quest'oggi: in contatto con i jihadisti, l'imam salvato dai giudici. Per i magistrati è lecito inneggiare alle stragi. E poi la famiglia nel bosco, che resterà divisa anche per Natale. E sul quotidiano La Verità, solo sulla Verità,
Arcuri voleva i ventilatori di D'Alema. Borrelli, ex capo del comitato tecnico scientifico in commissione Covid, conferma lo scoop della verità sui dispositivi. Il commissario nominato da Conte tifava per una società allegata all'ex premier. 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Buongiorno. Marco. Ciao, buongiorno caro. Senti, suppongo che tu l'abbia visto a suo tempo, uno dei tanti stupendi film di Tim Burton, Nightmare Before Christmas, te lo sì, ricordi? sì. Bellissimo, no? Bellissimo. Fra i tanti personaggi della sua florida fantasia c'era il sindaco di questa cittadina ipotetica, no? Che aveva due facce e a seconda delle circostanze la sua faccia era costituita da un cono disegnato, chiaramente si vedeva la sua immagine, che rideva da una parte gioviale, dall'altra parte incazzatissimo, e a seconda delle circostanze la girava a sua convenienza. Mi sembra lo specchio attuale della Lega Salvini Premier, che non so cosa voglia dire, comunque Lega Salvini attuale. Ci sono un paio di anime almeno all'interno. Vorrei solo sapere con la nuovo quale emergerà. Recentemente tu hai detto, con la consueta diciamo precisione che ti contraddistingue e onestà, che Fontana, di quello della Camera, ha sparato quelle inesattezze, secondo me, per usare un eufemismo, mentre altri la pensano in un'altra maniera. Di Fontana, guarda, ti posso dire che mi si è democratizzato, cioè è diventato praticamente uno della vecchia democrazia cristiana, è una tristezza unica. Mentre io sono convinto che c'è ancora una parte sana, buona, onesta, critica nella Lega. Mi auguro che venga fuori la seconda. Buon anno a tutti. Grazie, buon anno a te, buone feste, ma come dico sempre il bello della Lega è parlare diverse lingue, o meglio diversi dialetti e sfiorare corde diverse. Chiaro che quando appartieni a un organo importante dello Stato come la presidenza della Camera c'è bisogno di dirlo, il presidente della Camera fa il presidente della Camera, il Papa fa il Papa, Salvini fa Salvini, che fa il ministro delle infrastrutture, ragazzi miei. Per fortuna all'interno della Lega ci sono esponenti forti, potenti, che possono parlare, chiaramente fanno comunque da parafulmine allo stesso modo di Salvini, tant'è che oggi Salvini va a processo. Ricordiamolo, non ne parla nessun giornale quest'oggi. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Perdonami la voce, ma sono messo così. Allora, ma siamo sicuri che gli immigrati in Italia siano soltanto l'8%? Perché io guardando in giro per strada, secondo me sono molti di più. Comunque questa è soltanto una notazione. Io abito a Mantova, penso che anche dalle tue parti, se in certi momenti della giornata sono molti di più gli stranieri a zonzo che gli italiani. E tu dirai, ma gli italiani lavorano, vanno a scuola. In teoria anche gli stranieri, o perlomeno, o sono tutti... Dovrebbero. Dovrebbero, o sono tutti in giro. Una considerazione riguardo a chi critica questo governo. Ragazzi, ma voi vi rendete conto che l'Italia, cioè il governo Meloni, Salvini, Tajani, eccetera, sebbene l'ultimo non mi sia molto simpatico, oltre a lottare contro gli stati esteri, perché in Europa si lotta, non si è amici, si lotta, e questo è il dato, è chiaro. Se Francia e Germania hanno sempre ritenuto che l'Europa fossero soprattutto loro due e gli altri dietro in coda, l'Italia, il governo Meloni deve lottare anche contro chi all'interno dello Stato è contrario a questo governo. Ma voi pensate che una volta che se ne sono andati i governi precedenti non abbiano lasciato loro uomini nei gangli dello Stato? Non guardate, e poi chiudo, a quello che dice la Meloni e ad esempio quello che dice il primo cittadino d'Italia, che molto spesso le loro considerazioni sono confliggenti e contrarie una all'altra. Quindi teniamo presente questo: la magistratura è soltanto un aspetto, o perlomeno parte della magistratura, quella diciamo politicizzata, è soltanto un aspetto contrario al governo Meloni-Salvini. C'è tutto il resto dietro che non si vede. Pensateci quando criticate questo governo,
Vi saluto, ciao. Grazie caro, solo noi, non lasciamo nessuno. Sì, un tempo si usava avvelenare i pozzi, adesso lasci quando te ne vai qualcuno che i pozzi li controlla. Solo noi non ne siamo capaci o forse non lo riteniamo giusto? L'imam pro Hamas salvato dai magistrati era in contatto con miliziani islamisti, signori, ne parla La Verità a pagina 3, ma soprattutto in taglio basso, maomettani resi incriticabili in Inghilterra in nome della lotta contro l'odio. Nuovo bavaglio del governo inglese per difendere le persone percepite come musulmane. Quindi non si potrà dire nulla. Beh, però La Verità li chiama maomettani. 0292947222. Si incazzano se li chiami maomettani. Pronto? Sì, ciao Sammy, Ciao. sono Antonella. In Inghilterra, in Gran Bretagna e Regno Unito sono gli ultimi vagiti, anzi gli ultimi respiri perché fra molto poco arriverà Keir Starmer, perché sappiamo, non ce lo dicono la merda di propaganda che abbiamo qui in Italia, non ce lo dice di quello che sta succedendo in Inghilterra, ma in Inghilterra, in Gran Bretagna, sono per le strade un giorno sì e l'altro pure, per mandare via Starmer e tutti i suoi accoliti. Ascolta, ma non doveva mica scoppiare la terza guerra mondiale, ma non dovevano mica lanciare la bomba nucleare, ma la Russia non doveva mica arrivare a Lisbona. Ma secondo te e secondo tutte le persone dotate di un minimo di intelletto, la Russia ha bisogno di invadere l'Europa, che una regione, uno Stato che ha tutto, vastità, petrolio, gas, risorse, ha tutto. E secondo te è talmente cretina la Russia che aspetta che questa cloaca europea si riarmi per poterci invadere, ammesso che lo voglia fare? Ma la gente perché non riesce a ragionare? Doveva scoppiare, il discorso è la paura che ci vogliono inculcare giorno dopo giorno, come hanno fatto 5 anni fa con la psicoinfo merdata. Vero, dei vaccini, torneremo sull'argomento, ti taglio perché sono di corsa, ma vi ricordo che io sono qua in onda anche a Santo Stefano con le vostre chiamate, puntatevi la sveglia il giorno di Santo Stefano dalle 7.30 alle 10.30, Sammy Varina in onda. Intanto ancora il più veloce entra in onda con me adesso, 0292947222, dopo questa terribile notizia da Campobasso, signori, in Molise, dove non succede mai niente. Violenza sessuale nel parcheggio, arrestato un egiziano. Attenzione, perché è successo con il consueto modo, il negretto che si avvicina chiedendoti se vuoi una mano a portare il carrello all'automobile e a scaricare la spesa. Dio mio, guarda che è terribile, perché a volte ti fanno pena e gli dici di sì. Non c'è più da fidarsi, non fidatevi, soprattutto voi anziani, ragazzi. Questo appena si è avvicinato al portabagagli gli ha chiuso in testa la porta del portabagagli alla signora e poi l'ha violentata, ok? Dispiace, perché così vuol dire che non ci si fida più di nessuno, anche gli anziani, che una mano a tirar su le borse pesanti magari la danno volentieri, gli dai l'euro del carrello. Non fatelo più, 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Quella. Ciao, al 26 sei al lavoro, quindi Marta proprio non è più di te, non ti vuole a casa più di un giorno. Sono contenti, faranno una festa solo per questo, non mi sentono parlare. Anch'io ti ascolterò. Grazie. No, volevo dire soltanto una cosa. A me dà fastidio sentir parlare di Islam e islamiste. L'Islam è uno. Il Corano prevede la sottomissione di tutte le genti della terra e chi non si converte alla loro religione deve pagare la dimma. Allora, Islam o islamismo è la stessa roba, non cambia niente. Altra cosa, parlare di imam. Nei paesi islamici l'imam deve frequentare un corso che è simile a un corso universitario. In Italia
se arriva uno che faceva, non lo so io, il pastore, il pecoraro nel suo paese, viene qua e si autoproclama imam. Allora, è semplice, per proclamarsi imam e predicare in una moschea bisogna aver frequentato un corso regolare che si proclami, ma non è che nelle nostre chiese mandiamo Cicino D'Avola a fare la predica e dice andate fuori e ammazzate tutti quelli vestiti di rosso. Cioè c'è proprio la mancanza totale di regole. E l'altra cosa che ti ho scritto, c'è una commissione Segre, c'è una legge Mancino contro il razzismo e noi tiriamo fuori dal centro per il rimpatrio uno che dice che ammazzare gli ebrei è una cosa normale, va bene, va fatto. Ma allora, se cazzo di commissioni dove ci sarà il presidente, il vicepresidente, la sorella del vicepresidente, la zia, che prendono denari, ma che cazzo le teniamo a fare? Grazie caro, neppure Natale scuote il tribunale, la famiglia nel bosco rimane divisa, pagina 14 della Verità, ma soprattutto le altre mamme derubate dei figli, non è l'unica storia. Giovanna attende da mesi di poter incontrare i suoi pargoli, di cui uno malato di tumore. A Nadia e marito, genitori di Arezzo, agenti armati hanno preso i bimbi oltre 2 mesi fa. Signori, me ne vado certamente, ma tornerò perché, come di consueto, devo proseguire a leggere i vostri messaggi, le vostre telefonate. Avremo ospiti anche importanti nella seconda parte della nostra rassegna stampa, In potere al popolo, a partire dalle ore 11.